Un'esplosione di colori caldi, dal giallo all'arancio e poi l'immancabile blu del mare. Le tavole estive sono fresche, solari, vivaci, apparecchiate con stile e con dei particolari per stupire. A seconda dell'occasione si può dare sfogo alla propria creatività sistemando centritavola, basi e candele. Un viaggio in Sicilia con i piatti in melamina che si ispirano alle ceramiche di Caltagirone e quindi alla leggenda della testa di moro. I portatovaglioli con conchiglie e campanellino richiamano la fortuna, candele a forma di corallo e balene come centritavola. Scopriamo insieme quali sono le altre novità dell'estate 2019. Un'altra linea nuova sono i piatti in borosilicato che noi consigliamo per una tavola più veloce, più tipo per una piadineria, per un'alimentazione vegana. Questo prodotto abbiamo accostato il fiore di carta al quale abbiamo aggiunto le luci per un bel centrotavola estivo. Altra novità di quest'anno sono i piatti a piastrella. I piatti a piastrella sono dei veri piatti in porcellana, quindi vanno in lavastoviglie e sono comodissimi e bellissimi per il finger food. Che cosa non deve mai mancare in una tavola estiva? Che cosa possiamo mettere per stupire i nostri ospiti? Una tavola estiva innanzitutto ha bisogno di freschezza. In questo caso noi l'abbiamo data con il giallo del limone. Abbiamo creato questa tavola con tutto quello che è limone, candele a limone per i centri tavola, ciotolina a limone per le salse, sale e pepe a forma di limone. E abbiamo accostato a questa tavola dei piatti in grès porcellanato a forma di foglia. Un consiglio per le nostre tavole estive: usare tovaglie in lino, un tessuto naturale, bello e pratico che non ha bisogno di essere stirato.